Siete amanti dei borghi medievali? Oggi una penna in valigia vi accompagna sui Colli Euganei, alla scoperta di Arquà Petrarca, uno dei borghi più incredibili del Veneto. Raggiungerla è molto semplice e una volta parcheggiato veniamo accolti da questo parco verde che ci accompagna fino all'ingresso in città. Arrivati ad Arquà Petrarca, adesso faremo un giretto in paese. Una volta oltrepassato questo arco, lo scenario cambierà completamente. Questo borgo viene considerato uno dei borghi più belli d'Italia e passeggiare lungo le sue vie sarà come fare un salto nel passato. Enoteche a parte, che qui sono tantissime. Continuiamo a camminare per qualche minuto fino a raggiungere il cuore della cittadina e ci ritroviamo di fronte a due edifici risalenti al XII secolo, la Loggia dei Vicari e l'Oratorio della Santissima Trinità, entrambi molto importanti per la vita del paese e anche per il grande Petrarca, che proprio in questo oratorio si rifugiava a pregare. E a proposito del Petrarca, non possiamo perderci la sua casa, ovvero l'ultima dimora in cui è alloggiato fino alla fine dei suoi giorni. Noi purtroppo abbiamo potuto vedere l'edificio solo dall'esterno perché lo abbiamo trovato chiuso, ma le stanze sono visitabili tutto l'anno. Ritorniamo quindi sui nostri passi fino all'oratorio per raggiungere questa scalinata che ci porterà al punto più panoramico di Arquà Petrarca. Ed eccoci arrivati al punto più alto di Arquà Petrarca. E la vista è questa. E dopo uno spettacolo del genere non resta che una cosa da fare. E adesso andiamo? Ad un aperitivo? Sì! Per una pausa aperitivo, ma anche per pranzo e cena, qui avrete soltanto l'imbarazzo della scelta. E noi, visto che siamo in Veneto, abbiamo puntato tutto sul vino. Ma non è finita qui e ci siamo tenuti l'ultima chicca per la fine. Ecco a voi la tomba del Petrarca. In realtà questo è uno dei primi monumenti che troverete entrando nel borgo, ma lo abbiamo lasciato per ultimo perché di sera con le luci è ancora più particolare. Se ti è piaciuto questo video lasciami un like e iscriviti al canale per scoprire nuovi itinerari di viaggio.